E allora, cari telespettatori, eccoci qua al tema odierno, ai noi molto spinoso, perché quando parliamo di tassazione a fronte di non servizi erogati in modo così splendido come molti vorrebbero, il tema è molto caldo. Io vi presento i nostri interlocutori di questa serata, poi entriamo nel vivo di quella che sarà l'approfondimento. Ben ritornato, ben ritrovato Luigi Sposato, presidente di Eurointerim. Rappresenterà in questo luogo il mondo del lavoro. Grazie, ed è significativo. Grazie mille. Ben ritornato Riccardo Bortolami, dottore commercialista. Grazie, buonasera. Carlo Valerio, presidente Confapi Padova, Buonasera. e quindi le piccole e medie imprese che sono ben rappresentate. Ben arrivato anche Paolo Righetti, segreteria CGIL Veneto. Buonasera. Grazie anche a lei. Buonasera. Andrea Castagna, ben ritrovato, Coalizione Civica. Grazie per l'invito, buonasera. E Ubaldo Lonardi, capolista di Tonci Sindaco, imprenditore medico, settore sanitario, e quindi c'entra molto. Allora io prendo i dati estrapolati, che poi sono dati ufficiali, quindi non inventiamo assolutamente nulla, sono stati riportati anche dal Corriere della Sera. Pressione fiscale al 42,5%, tra le più alte dell'Unione Europea, incidenza fiscale complessiva sulle medie imprese in Italia del 68,4%, 25 punti oltre la media europea. Questi dati, quindi un cuneo fiscale sul quale non si è mai agito seriamente, una tassazione elevatissima per quindi i lavoratori ma anche per le imprese, e tutto questo da analisi che sono certificate, che esistono ufficialmente, impedisce la crescita del nostro paese. Quindi una ripresa estremamente lenta, sì, per carità, il PIL 1%, ma siamo sotto la media, abbondantemente sotto la media europea. Che cosa dovrebbe fare il governo quando poi l'Europa ci bacchetta? C'è il DEF che viene presentato, è stato appena presentato, e tutto sommato ci aspetta una manovrona da chilo quest'autunno, e vedremo cosa andrà a toccare. C'è chi non ridisce pensando che si possano toccare nuovamente le accise oppure l'IVA, si vedrà, però di fatto le cose non vanno assolutamente bene. Tra l'altro il mondo del lavoro ha visto anche lì dei cambiamenti significativi, molte aziende continuano a non star bene, quelle che non sono legate al resto del mondo dell'Europa, all'export, e continuano ad esserci anche i licenziamenti. Allora, per analizzare questa situazione abbiamo naturalmente i nostri ospiti, che alcuni anche candidati politici per le prossime amministrative, quindi vogliono rimboccarsi le maniche, fare nel loro ambito di possibilità qualche cosa, chi già invece è attivo nel proprio settore, chi sindacale o associazione di categoria o impresa che dir si voglia. Allora, prima di incominciare, come sempre, il nostro servizio di copertina. Circa metà dello stipendio di un lavoratore dipendente nel nostro paese se ne va in tasse e contributi. Svanisce in quella specie di nebbia contabile nota col nome di cuneo fiscale, che inghiotte il 49% dei soldi che il datore di lavoro elargisce a fine mese al dipendente. Soldi che vanno in contributi e imposte, accantonamenti previdenziali, addizionali, e chi più ne ha più ne metta. Un'anomalia tutta italiana, messa in evidenza nell'ultimo rapporto sulla finanza pubblica della Corte dei Conti, che se da una parte promuove la crescita finalmente meno fragile, dall'altra torna ad evidenziare i limiti e le distorsioni del sistema fiscale italiano, ponendo l'accento proprio su uno dei temi politicamente più caldi in questi giorni, in cui il governo deve mettere in campo misure che facciano quadrare i conti ma che allo stesso tempo sostengano la crescita. È il confronto con gli altri paesi europei a dire che in Italia la pressione fiscale è assolutamente anomala, più alta di ben 10 punti rispetto alla media europea, una palla al piede per la produttività e lo sviluppo. I magistrati contabili sottolineano che anche per questo in Italia non si riesce a disinnescare il lavoro sommerso e l'evasione, in altre parole il nero. Se i dipendenti si vedono arrivare in busta paga poco più della metà di quanto versa il datore di lavoro, certo meglio non va agli imprenditori. Il cosiddetto total tax rate, che grava su un'impresa di medie dimensioni, ammonta tra oneri societari, contributi, tasse e imposte indirette al 64,8%, in questo caso l'eccedenza rispetto ad un imprenditore dell'area euro è di quasi 25 punti. Infine il messaggio al governo: la Corte invita alla cautela nell'utilizzare i proventi della lotta all'evasione, per loro natura incerti, come fonte di gettito e su cui basare aumenti di spesa o riduzioni di entrate. Un monito a Padoan e a Gentiloni per l'imminente manovrina chiesta da Bruxelles. Allora, mi volgo incominciamo stavolta dal nostro dottore commercialista e poi via via arriviamo anche alle note dolenti.
Il cittadino comune dice, a fronte delle dichiarazioni del governo, poi Renzi l'ha detto più volte, che ha parlato di ripresa economica, molti notano invece che nelle proprie tasche, salvo che non siano liberi imprenditori o professionisti che hanno a che fare con appunto il mercato estero, non sono entrati più soldi, anzi. Io nel piccolo ho fatto delle interviste e molti mi hanno detto io pago più tasse di prima, cioè mi entra comunque di meno, non vedo questi grandi benefici al di là di 80 euro di chi li ha avuti, perché poi abbiamo delle categorie, ci manca purtroppo il rappresentante dell'associazione di liberi professionisti che aveva qualcosa da dire, ma molti liberi professionisti partite IVA non li hanno proprio visti, questi benedetti 80 euro e via dicendo, pensionati eccetera. Lei che cosa dice? Questo benedetto cuneo fiscale è il primo tema e poi anche vediamo il discorso delle total tax rate. Devo essere sintetico? Quanti giorni ho? No, a rate perché dopo gli altri si agganciano. La verità è questa, sapete già che l'ho detto più volte in questa trasmissione, che in Italia purtroppo c'è una disfunzione fiscale spaventosa, dove questo cosa genera? Genera che per le nostre aziende di essere molto meno competitive e logicamente se i nostri redditi drenano in tassazione, meno consumi, cioè, voglio dire, è un'equazione molto semplice. Il reddito che sarebbe la famosa ripresa interna, no? Risparmio, esatto, è molto semplice. Per cui se noi non capiamo come è stato di abbassare notevolmente le imposte con i dati che avete dato voi, ma probabilmente sono anche più alti, perché io guardo certe volte i clienti e guardo quanto è il reddito e per cui l'incassato e quanto è ciò che gli rimane, io dico, vengono da me e dico ma perché Riccardo vado sotto il mio conto corrente, movimento solo entrate e uscite aziendali? Perché poi tra gli acconti, accontini, eccetera, effettivamente versiamo di più di quello che prendiamo. Questo è un dato di fatto. Allora, le faccio un esempio che così capite, Malta non è che è molto distante, stanno aprendo un sacco di aziende, tra cui italiani, imprenditori veneti, stabili da 6, 7, 8 piani, la tassazione sul dipendente è pari al 10%. La tassazione sugli utili è al 35%, ma ti ritornano 6/7 del 35%, cioè vuol dire che è il 7% quasi. Quindi sono attrattori. Attrattori. Esatto. Pertanto, se dobbiamo creare un'Unione Europea, o ci uniformiamo anche fiscalmente, o se no, chiaro che le nostre aziende escono, l'imprenditore esce. Allora, siccome c'è proprio un drenaggio in fuoriuscita veramente di molte aziende, soprattutto in questo caso specifico Malta, è su tutto quello che è internet, social, eccetera, o web, vendita online, eccetera, eccetera. Perché poi dove le definisci, puoi mettere ovunque. Ok? Ecco, la verità è questa. Allora dico, se il PIL, cioè prospettano di portarlo a 1,2 facendo questa manovrina. Questa manovrina non sarà mica utile a portarlo a 1,2? No, spero, il deficit, scusatemi, è impossibile, perché avevamo prospettato un PIL superiore al punto percentuale l'anno scorso, quest'anno dall'1,2 che è nato all'1, adesso dicono forse l'1,1, cioè ragazzi, non hanno neanche loro le idee chiare secondo me chi sta al governo, perché dare numeri così a caso, perché 0,5 più o 0,5 meno di PIL vuol dire un'economia in aumento spaventosamente, invece non siamo in aumento, stiamo retrocedendo come paese a livello europeo. La Repubblica Ceca si è sganciata dall'euro come moneta, perché c'era una specie di cambio fisso che era 1,27 euro. Si sta sganciando, l'Inghilterra sta uscendo, cioè questa Unione Europea riesce a trattenere i vari membri che compongono l'Unione Europea, punto di domanda. Sì. L'Italia in tutto questo, dove grava questa tassazione che è abnorme, o veramente riesce a ridurre la spesa pubblica, perché poi alla fine bisogna ridurre la spesa pubblica, perché sennò è chiaro che ci vogliono entrate per mantenere un carrozzone, sennò ahimè l'Italia è destinata veramente a fare una fine Argentina 2. Esatto. Dopo torniamo perché dopo ce n'è da dire. E per far questo, perdonatemi, bisogna fare delle manovre strutturali. Non si può pensare di abbassare il cuneo fiscale per i dipendenti, come hanno detto dal 2018 poi, vabbè, aspettiamo un anno, per 3 anni per chi ha meno di 35 anni. E tutti gli altri dove rimandiamo? In prepensionamento a 36. Allora, una domanda. Allora, quindi Malta ha
fatto questa azione di creare le condizioni Non è solo Malta. Sì, ha fatto l'esempio di Malta, di essere appetibile per fare impresa da parte degli investimenti. Allora la domanda è, cosa impedisce a noi in Italia di far questo? E ci sono le norme per poterlo fare? E se ci sono le condizioni, da dove si parte? Qual è il primo passo che un'impresa o un territorio dovrebbe adottare? Ma allora, qui purtroppo l'impresa ormai è troppo pressata da tutte quelle che sono la legge comunali, statali, fiscali o meno, dal corpo centrale, dallo Stato, ma bensì anche regioni, enti, province. Questa è la verità, cioè o noi la burocrazia cominciamo a snellirla, fare delle poche leggi, riaccorparle e farle chiare e specifiche, se no veramente facciamo difficoltà. Ecco, ma certe volte applicarle facciamo difficoltà. Flat tax. Vi faccio un esempio. Una flat tax a livello comunale. Ma io sono pienamente d'accordo. Allora, cioè, bisogna semplificare, perché nella semplificazione paradossalmente la gente si capisce. Cioè noi abbiamo tanti di quei balzelli che a noi professionisti stessi, lo ammetto, facciamo difficoltà certe volte a rispondere ai nostri clienti, perché non si può più fare un piano fiscale, diciamo in italiano, ok? Un piano fiscale per un cliente e diventa quasi impossibile se non inserisco tutte le varie cose che ha all'interno di una dichiarazione, perché è talmente complessi, detrazioni, deduzioni, cioè diventa veramente un cruciverba. Allora dico, se noi riusciamo, come si era detto ancora qua 5-6 anni che lo fanno Berlusconi, i testi unici, non solo logicamente del TUIR, del fiscale, ma bensì anche civile, penale, tributario, eccetera, eccetera, li rivediamo, li semplifichiamo e diamo delle norme certe, perché il diritto deve essere certo, non può essere interpretabile, perché sennò qualcosa anche sì, ma non tutto, perché se diventa impossibile gestirla. Ti faccio un esempio. Sintetizziamo perché velocissimamente. C'è un istituto dell'esdebitazione, ok? Che un soggetto non fallibile può andare, se ha l'Equitalia, a esdebitarsi e dire io questi soldi ho, non ho più le possibilità, mi risanate tutta la mia posizione. Ma sapete che ho parlato con più professionisti che fanno tributario devo vedere, informarmi se c'è qualcosa da poter capire come. Cioè, questa è l'Italia. Allora, facciamo meno leggi, meno norme, ma quando le facciamo che siano chiare. Presidente, cosa ne dice a questo riguardo? E come la vede adesso la situazione? Perché è ciclica, no? Tanto torniamo sempre a quel punto lì. Ma ciclica magari, ma negli ultimi periodi non c'è ciclicità, c'è solo un lento declino purtroppo e un appesantimento costante. Quindi non ravvede un miglioramento? No, il miglioramento non c'è, e anche quando viene espresso coi numeri, cioè per esempio con l'aumento del PIL o comunque con le piccole variazioni, in realtà stiamo parlando di numeri che nel totale sono importanti, grossi, ma l'incidenza che hanno poi nella vita delle aziende, delle persone, delle famiglie, sono veramente risibili. Nel momento in cui il governo dice noi siamo riusciti a ridurre un po' le tasse o le ridurremo, sì, ma quando tu hai ridotto le tasse a qualcuno che paga 2.000 euro all'anno di tasse e gliel'hai ridotto dell'1%, cosa fa? Si prende 4 caffè? Cioè, i grandi numeri, che sono quelli che poi sono quelli con cui devono fare i conti i governi nazionali, ma anche quelli europei, sono molto lontani dalla realtà percepita e dagli effetti oggettivi che il singolo può provare. Certo. Questo è il punto, perché se ci riducono le tasse del 25% cominciamo ad avere qualche cosa che può essere speso. Se ce le riducono del 2% non c'è niente. Oggettivamente è questo. E le varie manovre e le varie iniziative che il governo, i governi cercano di prendere, purtroppo sono legate a una contingenza specifica. Mi spiego meglio. Questo governo
non ha un programma, non ha una visione della nostra nazione, della nostra economia a lunga scadenza. Questo governo sta aspettando che arrivino le elezioni per capire poi che cosa succederà. E chi si trova a governare in questo modo può fare solo piccoli aggiustamenti. E facendo piccoli aggiustamenti non c'è la capacità e la possibilità di vedere le cose nel loro insieme, e quindi facciamo tanti piccoli aggiustamenti per dare soddisfazione a tante piccole o grandi voci che si alzano urlando, sistemiamo le cose, ma finché sistemo questa non so che effetto, o non voglio rendermi conto di che effetto avrà questa cosa su quella accanto, e poi accanto, e poi accanto, per cui invece di avere regole semplici, ben chiare, abbiamo tutta una declinazione di centinaia e centinaia di piccoli regolamenti che vanno in contrasto fra loro, che non generano entrate sufficienti neanche per sostenere la struttura burocratica che deve gestirli, e che hanno effetti oggettivi. Sì, però Presidente, io non capisco una cosa, però, no? Allora, facciamo l'ipotesi che, fermo restando la situazione dal punto di vista produttivo, economico, in vigore, noi non dobbiamo modificare nulla di quello che c'è. Ci sono delle aziende che sono tassate purtroppo in maniera enorme, e le difficoltà che ci sono, la burocrazia. A questo punto, se un governo dicesse benissimo, da oggi in poi le aziende che nascono ex novo, certe caratteristiche, possiamo vedere in che maniera andare a identificare le peculiarità, la tassazione del 10%, dico per dire. Vabbè, avrebbe una logica, voglio dire, non sto parlando di riciclare, non sto parlando di riciclare, di fare in modo che le aziende che hanno una tassazione elevata paghino solo il 10%, perché probabilmente si creerebbero dei scompensi di bilancio, ma quelle nuove, ex novo, gli facciamo una tassazione del 10%. È fattibile questa cosa? E se gli altri lo fanno, perché riescono? No, scusi, e gli altri? Cioè, io ho un'azienda nella quale ho investito... tutti creano nuove aziende. Ma sì, licenziano o se no, crea una turbativa di concorrenza enorme il fatto che uno nasce oggi e quegli altri hanno invece tutto il carico che c'è già. Queste sono soluzioni che possono essere affascinanti o suggestive, Presidente, ma quelle soluzioni drastiche che diceva lei, però, no? La drasticità della soluzione, magari io l'ho enfatizzato. Ma deve valere per tutti, non può valere per qualcuno di nuovo. Prima citava l'esempio di Malta. Ora, è vero, ma a Malta io posso spostare un'azienda di servizi che posso controllare da qua, non certo un'azienda di produzione, perché Malta è grande come i Colli Euganei. E quindi la nazione Italia ha parecchi milioni di metri quadri di territorio, ha 60 milioni di abitanti con disparità e cose molto diversificate, per cui immaginare di trovare soluzioni, non è che sia una critica, ma soluzioni alla Malta o alla Slovenia o all'Austria, che hanno in molti casi offerto condizioni vantaggiose apparentemente per le aziende italiane, è un po' buttato là, perché poi Slovenia e Austria sono in grossa difficoltà adesso a mantenere ciò che avevano promesso di fare in termini di aiuto per le aziende che fisicamente spostavano in là le produzioni. Che tipo di difficoltà? Economica, non hanno i soldi per continuare a finanziare gli incentivi. Quindi dovremmo trovare noi... No, quello che volevo dire prima... un attimo solo, perché adesso continuiamo, c'è la pubblicità, devo sentire anche loro, devo fare tutto il giro, per cui dopo vi ridò la parola. Allora, andiamo pochi secondi in pubblicità, così siamo più tranquilli coi tempi. Un attimo solo, poi torniamo insieme.